Ciao a tutti, sono Ernestina dalla Corteluccio e benvenuti a questo nuovo spazio su Radio AVM Voce delle Dolomiti chiamato Ernestina è un minuto per sognare il futuro. Qui daremo voce ai nostri amici nel mondo che ci racconteranno in un minuto i loro sogni per il futuro. Il 2020 è stato un anno pieno di incertezze, un anno specialissimo dove purtroppo abbiamo dovuto attraversare esperienze difficili e a volte molto dolorose. Ma è stato anche un anno che ci ha modificato tanto la nostra vita al punto di farci ripensare come persone e come società. In questo spazio vogliamo condividere queste esperienze di vita, questi apprendimenti e, perché no, alcune idee o progetti che ci possano ispirare e ci aiutino a far fronte a questo 2021 che a quanto pare continuerà a presentarci nuove sfide. Vogliamo sentire i vostri sogni per il futuro, perché in questi tempi difficili abbiamo bisogno di sentire delle buone idee e proposte pieni di ottimismo e speranza. Vediamo chi sogna oggi con noi. Oggi sogneranno con noi alcuni amici dell'Argentina e del Brasile. Daremo voce ai loro sogni e progetti per il futuro. Iniziamo alla fine del mondo, più precisamente nella provincia argentina di Cordova, con Silvia Elias Cuéllar, che ci racconta il suo sogno per questo 2021. Sentiamola. Ciao, sono Silvia Elias Cuéllar di San Francisco, Cordova, Argentina. Le mie radici vengono da Puos d'Alpago. La grande sfida di questo anno è portare avanti il progetto della fondazione e la costruzione della propria sede di Hermanados por un Sentimiento, per continuare la diffusione delle radici italiane come tradizione e cultura. Con volontà, impegno e energia positiva raggiungerò il mio obiettivo. Questo messaggio è per tutte le persone del mondo. Il mio augurio sincero è che da ora in poi la unica malattia sia solo felicità, amore, rispetto. Ce la faremo. La vita è bella. Arrivederci! Grazie mille Silvia e anche noi speriamo di vedere realizzato il tuo sogno della fondazione e la costruzione della sede di Hermanados por un Sentimiento, dove potrai aiutare i più bisognosi e mantenere vivo il legame con le tue radici. Adesso ci spostiamo in provincia di Santa Fe, precisamente nella città di San Justo, dove Nereo Valdesolo, alpino bellunese ed ex soccorritore dopo la tragedia del Vajont, spera di poter sognare insieme ai suoi tanti nipoti un mondo migliore. Sentiamolo. Buongiorno a tutti. Io mi chiamo Valdesolo Nereo. Sono nato a Vicenza, però le mie radici sono bellunesi. Mio papà Vittorio è nato ad Arsie in provincia di Belluno. Siamo emigrati in Argentina nel 1952 a San Justo, Santa Fe, dove abito attualmente. Mia moglie Stella Maris Tenaglia non c'è più. Restano i figli e 10 nipoti. La vita ti dà pene e allegrie. L'anno scorso è stato assai duro, però abbiamo resistito. Ora incomincia una nuova tappa in questo 2021, sempre con la speranza che sia migliore. Con la situazione del virus dobbiamo stare attenti, non abbassare mai le braccia. C'è un futuro davanti a noi. Discendenti bellunesi, veneti, abbiamo la grinta dei nostri antenati. Mai mollare, anche questa ce la faremo. A tutti buona vita e un gigante grazie a Ernestina. Ciao Bellum! Grazie mille Nereo per condividere con noi questo sogno e hai ragione, c'è un grande futuro davanti a noi. Ora viaggiamo nel bellissimo municipio di Iomeré, nello stato di Santa Catarina in Brasile. Ci racconterà il suo sogno per il futuro Yuri Hans Piccoli, presidente della famiglia bellunese di Iomeré. Io, Yuri, e la famiglia bellunese di Iomeré desideriamo a tutto il mondo, un anno di 2021 pieno di umanità, di fraternità. Che questo nuovo anno sia
che si possa imparare qualcosa effettivamente con questa pandemia. Quello che l'anno scorso mi pare che non abbiamo ancora capito, che è più importante avere la possibilità di guardare il cielo, guardare il mare, guardare quello che si sta vicino, guardare gli amici, i fratelli, insomma, scoprire cosa è effettivamente importante alla vita, scoprire che un minuto non sarà mai perso, il tempo non sarà mai perso quando si sta vicino ai suoi, quando si fa quello che si sogna, quando si sta bene, quando si sta in pace con se stesso. Allora, desideriamo a tutti che sia questo momento ancora un po' introspettivo, che sia pieno di fraternità, unioni e che tutti possano ricordare le cose vere della vita, quello che effettivamente valuta pena. Sono i nostri desideri per tutto il mondo. Ti ringrazio Yuri per condividere queste tue belle parole con noi e anche il tuo sogno. Hai ragione, è importante imparare ancora tante cose e saper trovare il tempo per godersi la vita, sapendo che non viene mai perso quando uno sta vicino ai propri cari. Torniamo in Argentina, dove direttamente dalla provincia di Buenos Aires, Sandro Granzotto ci racconta come vede la situazione dell'anno 2020 e le sue aspettative per il 2021, in particolare per l'Associazione Italiana in Argentina. Ciao cari bellunesi, cari italiani, sono Sandro da Buenos Aires, presidente dell'Associazione Circolo La Trevisana di Buenos Aires e la Federazione dei Veneti dell'Argentina che si chiama CAVA. Il sogno per quest'anno 2021 mi auguro un anno molto migliore che l'anno passato, perché il 2020 abbiamo sofferto con la pandemia in tutto il mondo. Questo nemico che non l'abbiamo conosciuto, un nemico nuovo che ha fatto tanto male alla società, anche all'economia dei paesi. Quelli che lavoriamo nelle associazioni abbiamo sofferto tantissimo perché abbiamo dovuto chiuderle temporalmente e i soldi mancano, si sono sospese tutte le attività culturali, però il nostro obbligo è sempre trovare delle idee innovative per continuare avanti e sostenere queste associazioni. Ce l'abbiamo fatta l'anno scorso, è stato un anno durissimo, però ce l'abbiamo fatta. Mi auguro che quest'anno si finisca questa benedetta pandemia, che una volta tutti vaccinati potremo salire e vedere un altro orizzonte. Credo di sì. Nel mondo dell'emigrazione siamo tutti molto tenaci, non lasceremo perdere le nostre associazioni, siamo sempre vicino a loro. Un saluto grandi a voi bellunesi, a tutti i veneti, gli italiani nel mondo. Ciao ciao. Grazie mille Sandro per condividere con noi questo e hai ragione, i migranti e i suoi discendenti sono molto tenaci. Adesso diamo voce a Davide Martino che ci ha scritto il suo sogno. Ciao a tutti, grazie Ernestina per lo spazio. La solidarietà si è rivelata molto importante, per quello la mia idea è che in futuro i giovani possano avere dei corsi di formazione dove possano imparare a mettere in atto progetti solidali e anche microimprese ecosostenibili, perché saranno i giovani che dovranno imparare a convivere con le sfide che presenta questo virus del Covid e forse qualcun altro. Penso che sarebbe di tanto aiuto per il nostro futuro. Un saluto per tutti gli ascoltatori del programma. Ciao Radio BM! Bene, grazie per condividere con noi questo interessantissimo progetto. Speriamo si possa vedere realizzato al più presto. Adesso Anna Maria, un'insegnante da Entre Ríos in Argentina, ci ha inviato il suo sogno per il futuro. Ciao Ernestina, quest'anno è stata una realtà per noi che lavoriamo nell'ambito scolastico molto complessa.
Per bambini, genitori e anche noi docenti è stata una dura prova. Un lavoro costante di riadattazione e di nuove scoperte. Però abbiamo imparato tantissimo, anche che nel mezzo delle prove si possono scoprire capacità e talenti che erano nascosti e a volte un po' addormentati. Siamo messi a confronto con le nuove tecnologie e in generale ci siamo riusciti a fare una bella figura, ma comunque il mio sogno sarebbe che dalle istituzioni partano più corsi e sostegni in quanto al materiale e poi i dispositivi, perché tutti abbiano la stessa possibilità di educarsi in un modo più tecnologico, che si presenta anche come l'educazione del futuro. Speriamo bene, un caro saluto a tutti voi. Grazie Anna Maria, l'educazione è molto importante e senza dubbio dobbiamo prepararci per l'educazione del futuro. Adesso sentiamo Teresa Mara, che condivide un suo apprendimento in questa pandemia del Covid-19 e che certamente sarà di grande aiuto per il futuro. Ci scrive: Ciao a tutti della radio, sono Teresa Mara e vi saluto dall'Argentina. Questa brutta pandemia sarà probabilmente uno spartiacque nella storia di ognuno di noi e penso anche nel mondo. Viviamo ancora nell'incertezza già da più di un anno. Ho imparato tantissimo di questa pandemia e voglio condividerlo con voi. Tra tante cose ho imparato a gestire le proprie emozioni in situazioni così speciali come questa che stiamo vivendo. Tra paure, incertezze e solitudine, uno a volte si sente perso. Questa pandemia ci ha messo di fronte alle nostre fragilità e alla nostra vulnerabilità, ma allo stesso tempo, però, ci ha dato l'opportunità di fermarci a riflettere su quello che è importante nella nostra vita. In poco tempo ci siamo abituati a vivere lentamente, cosa che io, almeno, non avevo mai fatto. Mi sono fermata quasi all'improvviso e confrontata con me stessa. Ho imparato che c'erano tante cose che non mi piacevano e che era tempo di cambiarle. Continuo ancora. È una grande sfida, ma spero di riuscire. Grazie Ernestina per permettermi di condividere questo mio apprendimento con tutti gli ascoltatori di Radio ABM. Un caro saluto a tutti voi. Grazie mille a te Teresa Mara per condividere con noi questa tua esperienza. È molto importante poter imparare da se stessi. Grazie mille per partecipare in questo nuovo spazio. Ernestina è un minuto per sognare il futuro. Se volete partecipare, contattateci tramite le nostre reti sociali dell'ABM o inviate una mail a ernestina@bellunessinelmondo.it. Vi aspettiamo! Ringraziamo Ignazio Dalla Corte Lucio per la musica e il montaggio.